Antonio Candreo soddisfatto perché sembrerebbe che il Padova sia primo. Sembra, dal risultato che arriva dall'altra parte, sì. Come avevo detto, dobbiamo fare il nostro dovere per poi cercare magari di arrivare al primo posto al fine del girone d'andata. E abbiamo fatto tanta fatica, però credo la squadra avversaria ha corso tanto e era messa bene in campo, però secondo me abbiamo sentito proprio il peso di questa partita perché sapevamo che vincere per noi voleva dire comunque guadagnare dei punti sull'A-Team e sul Rossano. Sì, appunto, come dicevi te, non è stata una gran partita, però l'importante era vincerla e si è vinta, e anche con una prodezza del nuovo arrivato Mazzon, quindi nuovi acquisti, nuovi rinforzi, insomma si mette bene. Sì, nuovi rinforzi, però consideriamo che avevamo perso Varotto forse per un paio di mesi, quindi eravamo in pochi, adesso sicuramente riusciremo a lavorare un po' meglio, a dare un po' più di fiato a chi ha fatto alti minutaggi. Mazzone insomma lo conosciamo, le qualità tecniche le ha tutte, è riuscito a segnare e a sbloccarsi alla seconda partita, perché questa è la seconda che fa, ci ha provato anche Iozzino col tiro libero ma non ci siamo riusciti. Comunque siamo contenti di questo risultato, domani mattina ci alleniamo perché non vogliamo mollare niente. Allora, per il momento trascorriamo un bel Natale. Esatto, è quello che abbiamo detto. Di solito prima della partita diciamo ragazzi vinciamo, così passiamo un bel sabato e domenica, adesso passiamo anche un bel giorno di Natale e tutte le feste, anche se poi abbiamo l'impegno della Coppa per cui non possiamo mollare, continueremo ad allenarci per fare bene.